Eccoci, sono Tommaso Giorgio e questo è il mio canale Ligurian Fishing Adventure. Quest'oggi è un video un po' diverso perché spesso mi viene chiesto che canne utilizzo o leggo post sui vari social dove i pescatori amatoriali chiedono consigli su che canne utilizzare, su che canne acquistare quando pescano dalla spiaggia, rock fishing. Una cosa che posso consigliarvi è sicuramente di non scimmiottare, copiare pari pari l'attrezzatura di altri pescatori che secondo voi sono più esperti o perché li vedete molto più bravi di voi. L'attrezzatura e soprattutto le canne da pesca sono molto soggettive e un fattore molto personale. Uso il termine soggettivo perché questa scelta della vostra canna dovrà essere fatta in base allo spot, in base alla morfologia dello spot nel quale andate a pescare, in base al vostro grado tecnico di preparazione e ultimo ma non ultimo, un fattore che spesso viene sottovalutato, in base al pesce che andrete a ricercare. Un esempio molto semplice per farmi capire: se pesco su un fondale, uno spot dove il fondale è alto nell'immediato, non mi servirà una canna per raggiungere lunghissime distanze. Questo tipo di canna probabilmente è stata creata per quelle spiagge a basso fondale dove i pascoli sono molto distanti. Un consiglio che mi sento di darvi è: quando cercate una canna da acquistare, siate più specifici possibili. Ormai sul mercato esistono tantissime canne da pesca che possono esaudire ogni necessità. Domande del tipo: che canna posso acquistare per il rock fishing, ad esempio. Il rock fishing è una tecnica super variegata che passa dalla pesca di piccoli e medi pesci di fondo ai grandi predatori. Non essere specifici nella richiesta della canna per il rock fishing, ad esempio, ci porterà sicuramente, inevitabilmente, ad acquisti inappropriati. Quando invece parlo di scelta personale, quando parlo di acquisti di canne da pesca, è perché per come sono cresciuto io, per come vedo la pesca io, la canna da pesca è una prosecuzione del nostro braccio, dove ci sono due fattori: la nostra forza e il nostro grado tecnico a gestire il tutto. Se siete pescatori amatoriali alle prime armi, non abbiate paura di acquistare attrezzature o canne che definite di fascia media, perché il valore vero della vostra attrezzatura crescerà in base al vostro grado tecnico. Crescete insieme alla vostra attrezzatura, fate crescere il vostro livello tecnico e sentite la vostra attrezzatura, la vostra canna come fosse una corazza, e cambiatela solamente quando questa attrezzatura o questa corazza, definiamola così, la sentirete troppo stretta. E ricordatevi sempre che l'attrezzatura aiuta, ma è il pescatore che fa la differenza.